Siamo con Valentina Cirino, consigliere comunale capogruppo della Lega al comune di Agrigento. Ecco, ci troviamo davanti al parcheggio pluripiano e nella zona piazzale Rosselli. Valentina, allora ci sono delle novità, se ce le vuoi anticipare? Allora, intanto volevo fare una semplice premessa, cioè quella che l'intervista di oggi non vuole essere contro l'amministrazione, contro il sindaco, contro l'assessore ai lavori pubblici, bensì un suggerimento. Sono delle osservazioni che io faccio in merito alla situazione legata del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli. Oggi abbiamo la certezza, grazie al Comitato Civico dell'Aeroporto, di avere un'area disponibile ed autorizzata al Comune di Agrigento dalla Regione, un'area dove poter sostare i pullman della SAIS che ad oggi che fanno tratta Agrigento, Catania, Catania Aeroporto, che oggi ritroviamo di fronte al bar Oasi. E sappiamo benissimo delle difficoltà, dei disagi che ha procurato inizialmente e tutt'oggi, perché nasce in via provvisoria, ma sembrerebbe diventata in via definitiva. Tuttavia abbiamo la possibilità di utilizzare quest'area attigua al piazzale Rosselli con autorizzazione da parte della Regione, il Comune di Agrigento. Sembrerebbe manchi soltanto un onere demaniale di circa 10.000 euro. Che deve pagare il Comune. Che deve pagare il Comune, ecco. Dunque mi chiedo perché non utilizzare quest'area. Parliamo ora del parcheggio pluripiano, un'incompiuta che purtroppo Agrigento ne ha bisogno, l'ha detto anche il prefetto Romano all'interno della sua riunione fatta recentemente su Agrigento Capitale 2025. Invito il sindaco, l'amministrazione e l'assessore ai lavori pubblici a far sì di poter ultimare i lavori del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli. Come diceva lei, un'opera incompiuta nata negli anni 90 con 2 finanziamenti stanziati dall'assessorato regionale al turismo e alle infrastrutture, susseguita da una sentenza non appellata. Oggi possiamo dire che il parcheggio pluripiano torna al comune di Agrigento. Volevo fare un inciso, poiché a breve verrà adottato il piano triennale delle opere pubbliche. Noi all'interno, nella scheda B, nell'allegato delle opere incompiute, troviamo il parcheggio pluripiano, ma con 2 falsi. Ovvero il primo che ci comunica che il parcheggio è fruibile alla collettività, e questo non è vero. E la seconda è che per ultimare i lavori di completamento basterebbero 8 milioni di euro circa, ma non è così. Sappiamo che per ultimare l'opera basterebbero quantomeno 11 milioni di euro. Invito pertanto l'amministrazione a trovare una soluzione e lo strumento giusto per far sì che quest'opera si possa ultimare e ridare così quel polmone verde che tanto attende la città di Agrigento, quale Piazza Vittorio Emanuele.